La rocambolesca fuga da Pordenone a Meduna, terminata nelle acque del Livenza, il salvataggio da parte dei carabinieri con la procura di Treviso che decise di non procedere all'arresto e i colleghi di Pordenone che invece li fecero catturare mentre stavano per imbarcarsi su un aereo a Malpensa. Ora è arrivata una pesante condanna per i tre ladri protagonisti il 15 novembre scorso di quel doppio episodio. Per i tre cittadini albanesi di 23, 34 e 40 anni, pene che vanno da 3 anni e 10 mesi di reclusione a 5 anni e 6 mesi, con multe da 800 a 1000 euro. La banda è stata ritenuta colpevole della ricettazione dell'Audi A6 con cui aveva compiuto la fuga, furto aggravato e falsa attestazione delle proprie generalità. Contestati anche un tentato furto e un furto in abitazione ad Azzano Decimo e altri colpi nel Pordenonese che i tre hanno messo a segno comunicando tra loro con delle radioline in modo che i telefoni cellulari non agganciassero delle celle.